Immergetevi nel cuore della cucina siciliana con la nostra pasta canciova. Un piatto che unisce la sapidità dell'acciuga alla dolcezza dell'uvetta creando un equilibrio di sapori perfetto. Questo è un primo piatto veloce da preparare ma ricco di sapori, quindi adesso lasciate il grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Pronto e servito. Come prima cosa dobbiamo preparare la muddica atturrata, ovvero il pan grattato tostato in una padella. Allora, in una padella inseriamo un filo di olio extravergine di oliva, poi il pan grattato e infine mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Facciamo tostare la mollica per qualche minuto, dopodiché la metteremo da parte. Il pan grattato dovrà dorarsi leggermente. Adesso puliamo e tagliamo a pezzettini piccoli mezza cipolla. Vi ricordo che come sempre la scheda degli ingredienti la troverete con tutte le grammature alla fine del video. Questo piatto prende il nome dall'acciuga. Infatti nel dialetto siculo l'acciuga viene chiamata anciova. Puliamo e tagliamo anche 2 spicchi d'aglio. Se non amate molto l'aglio potete inserirne solamente uno spicchio e anche intero. Lo lasciate rosolare un pochettino e poi lo togliete. Ci occorrerà una padella dai bordi alti, perché ci servirà poi per fare saltare la pasta. Inseriamo un po' di olio extravergine di oliva e vi facciamo soffriggere la mezza cipolla e l'aglio. Dopo un paio di minuti possiamo aggiungere anche le acciughe, che dovranno sciogliersi nell'olio. A questo punto aggiungiamo uvetta passa e pinoli. Facciamo soffriggere un paio di minuti ed inseriamo il concentrato di pomodoro, insieme ad un mestolo d'acqua. Ora aggiustiamo di sale e inseriamo un po' di pepe. Lasciamo cuocere e nel frattempo buttiamo giù la pasta. Scoliamo la pasta al dente e la trasferiamo all'interno della padella con il condimento. Mescoliamo per bene e adesso siamo pronti per impiattare. Alla fine diamo una bella spolverata di muddica attorrata e il nostro piatto è pronto. E adesso la nostra pasta canciova è pronta per essere gustata. Pronto e servito! Pronto e servito. Una ricetta facile e veloce.